Buon selvaggi tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di questo nuovo canale. Oggi siamo su Pokémon Verde Foglia Nuzlocke. Se non sapete cos'è una Nuzlocke, ve lo spiego in poche parole. Allora, direi di iniziare. Mentre gioco qua parla, vi spiego le regole della Nuzlocke. Allora, una Nuzlocke è in pratica che si può catturare ogni Pokémon e ogni percorso, però solo il primo che trovi. Almeno un Pokémon di ogni specie nella squadra. Innanzitutto ditemi se sentite bene gli audio eccetera. Però come stavamo dicendo, un Pokémon specie per squadra, per la mia squadra. Se trovi un Pokémon Shiny si può intentare la cattura ignorando le regole, quelle che vi spiegherò. Poi cos'altro? Ah sì, giusto. Non puoi fare più di catture di un percorso. Non è una randomizer, però è una, come che si può dire, ma una Nuzlocke, quindi Pokémon sono normali, Capoletta anche, allenatori uguali, tutto normale. Ho iniziato a iniziare da Pokémon Verde Foglia perché ovviamente la prima gen inizia, che inizia Pokémon X, Y, no, inizia ovviamente a Pokémon Verde Foglia. Perché non lo so poco? Perché lo fanno tutti, quindi ho voluto provare a fare Pokémon Verde Foglia. Il rivale ovviamente lo chiamiamo Zero. Aspettate. Non riesco, sono incapace a fare tutto nella mia vita. Dietro. Scusatemi però ho nascosto i tatti perché mi dava fastidio vederli. Devo fare una bella figura, diciamo. Però dai. Axel, sei per essere il protagonista di una storia? Sì, va bene, tutto ok. Sì, non è che mi interessi molto, però grazie. Ovviamente direi di abbassare un attimo, raga, perché ho paura che non sentite la mia voce. Andiamo nel box, nel PC, sì, e prendiamo la pozione perché c'è sempre all'inizio. Però in questa parte direi di fare, almeno di prendere il Pokédex e di fare almeno una cattura se riusciamo. Quindi cerchiamo di andare fast. Cos'altro? Ah, giusto, dato che siamo da Nuzlocke, le morti valgono, quindi se ci muore un Pokémon in squadra dobbiamo mettere nel box PC dei morti, oppure liberarlo, però preferisco metterli nel box perché a me non piace liberare i Pokémon. Sì, adesso arriva Hawk, che ci dice non possiamo andare nell'erba alta per i tot motivi. Speriamo che la mia voce ci sente bene perché è la terza volta che rifaccio questo video, però ok. Lì qua c'è il nostro rivale Rompicoglioni, Rompicogliaggine. Ah sì, i tuoi 3 Pokémon, va bene. Lo starter, come lo sceglieremo? Ovviamente, che fai Pokémon di foglia? Non te prendi Bulbasaur e che fai? Te ne privi? No che non te ne privi, quindi prendiamo Bulbasaur, dato che è anche il mio Pokémon preferito, quindi assolutamente prendiamo il Bulbasaur. Quindi il mio rivale prenderà Coso. Per Coso prendo Charmander. Come la chiamiamo questo Bulbasaur? Ovviamente vorrei chiamarlo Crook perché Crook è il primo soprannome che ho dato in tutta la mia vita. Che l'avevo chiamato così se non sbaglio, Crook. Quindi ok raga, devo ancora abituarmi ai tasti, scusate. Adesso prende Charmander. Come dire, anch'io sono importante nella storia, no, fai cagare, basta. La prima lotta che abbiamo da fare contro il nostro rivale. Fate la sfida di Zero rivale. Speriamo di vincere perché non voglio un caso di cominciare e quindi si sbatte il trofeo in faccia dei perdenti. Non stavo assolutamente
dicendo nient'altro. Sì, ok, Vince, adesso spiega come funziona le lotte Pokémon. Dai prova a lottare. Non mi serve la pozione adesso, quindi facciamo un bella azione, dato che non abbiamo nessun'altra mossa. Orca, stai zitto prima che ti prendi a calci in culo. Anche se non posso, però vorrei tanto. Dai che questa la vinciamo. Dai, notazione. No! Ovviamente non vale questa, perché siamo in una Natsuki, quindi... Allora, aspettate. Allora, non vale per fortuna perché dobbiamo ancora prendere il Pokéball, quindi non ancora iniziata, però... Dai, Dio mio. Ah, per fortuna. No, mi sono dimenticato di dirlo all'inizio, però la Natsuki non inizia finché non abbiamo le Pokéball, quindi siamo ancora in tempo, quindi... Però dalla prossima parte se vediamo cosa storia finisce, io vorrei evitare una cosa del genere, perché sapete com'è. Vabbè, andiamo... Oddio mio, sta qua. Guarda qui, ho copiato una frase scritta. È vero, questa qua non si toglieva dalle palle se prima non aveva... se dovevamo ancora aprire il menu. Vabbè. Allora direi di sconfiggere un po' di animali selvatici perché credo che siamo ancora al 5. No, con quel brutto colpo che voglio bestemmiare, basta. Non posso fare nient'altro. Quindi, dai, un PG2. Oh, ma cos'è sta cosa? Oh. Cioè, mi ha fatto... Allora, iniziamo subito con dei brutti colpi. Questa cosa non mi, non mi piace. Ok? Non mi piace per niente. Ecco come posso chiamarlo questo primo video. Iniziamo con dei brutti colpi. Comunque c'è un Rattata. Comunque, tanto per dire che è bruttissimo, però se lo prendiamo meglio perché posso usarlo per lo schiavo per l'MN. Ma sì, è che abbiamo vinto. Però mi conviene scappare. Dai, sali. Crook, cosa ne conviene? No, non ci posso credere. Che cazzo. Ecco perché... Allora, un po' mi dà fastidio perché ho tolto i comandi, però... Dio di quel poverino. Beh, siamo arrivati a Smeraldopoli comunque. Adesso mi curo, dato che siamo dopo siamo nei guai seri dopo, dato che dopo iniziare la Narzuk, quindi possiamo perdere anche in questa puntata. Perché vi ricordo quello all'inizio non vale. Mi sono dimenticato di dirlo, ma se ci muore, se ci muoveva subito il Pokémon prima di aver preso le bolle, non valeva. Ecco, quindi non mi cagate il cazzo. Conosci il professor Oak? No! No, infatti perché mi dai proprio il pacco dei Oak se manco lo conosco? Ecco, questa cosa, cioè noi non gli rispondiamo, però gli dice conosci il professor Oak? Beh, allora portami questo pacco. Ok, se lo dice lui. Sì, buoni gli alberi, però un po' difficile senza cose, almeno non so neanche dove sto andando. Oh, PJ, che ovviamente affronterò. Allora, non so quanto siamo di registrazione che non posso neanche vedere. Quindi devi fare una cosa. Prendiamo il Pokéball, facciamo la cattura e arriviamo a Smeraldopoli e ci fermiamo. E continueremo poi nella prossima parte. Quindi azione. Poi ovviamente farò anche dei minuti off camera. Velocizzati. Perché
se no ci mettiamo 2 anni. Ovviamente quando farò gli allenamenti off camera li velocizzerò, ecco, se no ci metto 2 anni e mezzo. Comunque c'è un ratto al 4, attenzione. Ho capito che sei un attacco speciale, però dai, puoi far di più. Azione, corpo coda, azione, un'altra azione. Almeno potevi salire. Ok, andiamo da Hook. Anzi, mi sa che mi fermo prima di Smeraldopoli. Tanto vediamo il Pokédex qua. Sì, 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 sì. No, non ho niente. Il pacco di Hook. Oddio, eccolo. Ah, non so se vuoi il Pokédex, no. Hai un po' citato però anche. Perché se ne andava senza Pokédex aveva citato il rivale. Quindi non si fa. Scegliamo il Pokédex. E adesso ragazzi inizia il vero pericolo, la Nuzlocke. Anzi, facciamo una cosa. Mi fermo in questa puntata. Mi fermo subito. Cioè mi fermo in questa puntata. Con questo episodio. Vabbè, avete capito? Vabbè, qua ci dice non prenderai la mappa città perché... Sì, non puoi prendere la mappa città perché dirò a mia sorella di non prestata, però lei ce la darà lo stesso. Così almeno dopo nella prossima parte abbiamo più robe da fare. Quindi andiamo, ci prendiamo la mappa città. Il nonno. Alex riceve la mappa città, grazie mille. Usciamo e direi di fermarci qua davanti all'erba. Quindi ragazzi, direi che questo episodio ci fermiamo qua. Quindi seguitemi, iscrivetevi, lasciate un like e un commento per aiutarmi a supportarmi per andare avanti questa serie nel mio canale. Quindi noi ci vediamo al prossimo e alla prossima, pianticelle.